noi dovremmo provare a fare un collegamento con il governatore di Regione Lombardia, Roberto Maroni, ma da quando è iniziato Expo è diventato uccello di bosco, è difficile raggiungerlo, e quindi noi possiamo tranquillamente nel frattempo però intavolare l'argomento. Qual è l'argomento, Valentina? Tu lo sai bene. No, sei tu. Sono io che so l'argomento, bravo, vedere se eri preparata. L'argomento è quello del reddito di cittadinanza. È l'argomento che in questo momento è al centro del dibattito politico. C'è la proposta del Movimento 5 Stelle che dice 750 euro a tutti coloro che non hanno un lavoro, dopodiché si passa dai centri per l'impiego, che a loro volta devono essere riformati e diventare efficientissimi svizzeri, e dare nel giro di poco tempo fino a 3 proposte di lavoro al disoccupato, che se non le accetta tutte e 3 poi perde questo sussidio. E mentre si ha questo sussidio, secondo la proposta del 5 Stelle, bisogna anche integrarlo con ore di formazione, ore di volontariato per il quartiere, insomma una proposta un po' visionaria ma in qualche misura omogenea come immaginazione, forse un po' meno per quanto riguarda la copertura economica, perché stiamo parlando di una proposta da 18 miliardi di euro, quella del Movimento 5 Stelle. Mentre d'altro canto la parte più concreta è quella proposta dal governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni, che invece propone un reddito detto di cittadinanza perché avrebbe a che fare solo per i cittadini italiani e che coinvolgerebbe tantissime migliaia di famiglie che in Lombardia sono in stato di povertà, e però sarebbe focalizzato per quelle fasce o di età oppure di condizione sociale che non sono integrabili e non sono inseribili realisticamente più nel mondo del lavoro. Però ce lo facciamo spiegare proprio da lui, perché siamo riusciti a contattarlo in onda con noi. Roberto Maroni, buonasera Roberto. Eccomi qua, buonasera a tutti. Allora, stavo facendo un riassunto delle 2 proposte sul tavolo. Ho parlato di quella del 5 Stelle e ho messo come principale differenza invece la proposta di reddito di cittadinanza di Regione Lombardia il fatto che si focalizza su quelle fasce di persone che non sarebbero altrimenti reinseribili nel mondo del lavoro. È una semplificazione eccessiva secondo te o più o meno è questo il punto? No, è giusto. Io ho usato il termine reddito di cittadinanza per dire 2 cose. Primo, categoria reddito. Reddito non è solo un contributo che io do, l'elemosina, come qualcuno ha detto, un assegnino. Reddito è una serie di misure che vengono prese per sostenere il reddito, che vuol dire tante cose, dall'aiuto per pagare l'affitto per chi non può, a 2 ragazzi giovani che mettono su famiglia, che lavorano e che non hanno un figlio, che non possono, che fanno difficoltà, che hanno difficoltà, oppure che uno che non riesce a inserirsi nella società, non ha bisogno di soldi ma ha bisogno di qualcuno che lo aiuti. Quindi il reddito non è solo l'assegno, come qualcuno ha semplificato. E seconda cosa, di cittadinanza, perché a differenza dei grillini io lo voglio dare solo a chi è cittadino e risiede in Lombardia da almeno 5 anni e quindi non agli extracomunitari. Prima i nostri vuol dire questo. Ecco, poi questa è la componente sociale. Poi ci sono, come giustamente ha sottolineato Matteo Salvini, le politiche attive del lavoro. Le conosco bene, ho fatto il ministro del lavoro, so di che cosa parliamo. Che cosa sono? Sono quegli strumenti che aiutano i giovani a trovare lavoro, le donne a conciliare l'attività lavorativa con la famiglia, chi viene espulso dal mercato del lavoro a rientrarci e disoccupati di lunga durata a trovare un lavoro attraverso percorsi di formazione professionale. Le politiche attive del lavoro sono il primo pilastro. Il secondo pilastro è la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Queste 2 cose messe insieme sono il Fondo Sociale Europeo, che noi abbiamo ottenuto quasi 1 miliardo di euro, il 60% in più rispetto alla programmazione precedente. Tutto questo complesso di iniziative che io ho voluto semplificare un po' chiamandolo reddito di cittadinanza è però un insieme di iniziative, tante, che riguardano i giovani, le donne, i lavoratori anziani, i pensionati, i disabili, le persone che chiamiamo persone fragili,
le persone non autosufficienti, le famiglie in difficoltà. In Lombardia ci sono purtroppo tanti, ma io voglio distinguere da persona a persona, da categoria a categoria, per fare l'intervento mirato. Allora, il giovane in cerca di lavoro non gli do un sussidio, lo aiuto a trovare lavoro. Il settantenne che non ha reddito e che non ha soldi e che deve andare costretto ad andare nei cassonetti a cercare qualcosa da mangiare, non posso fargli corsi di formazione professionale, devo aiutarlo ad arrivare a fine mese. E questo è il lavoro che stiamo facendo e mi sembra una cosa importante e utile da fare in un momento di crisi, aiutare chi non ce la fa. Aiutare chi non ce la fa dandogli gli strumenti per andare al lavoro, per trovare lavoro, se è nell'età e nelle condizioni giuste. E se invece non è nelle condizioni perché è una persona non autosufficiente, un disabile grave, un anziano, trovare un altro modo per aiutarlo. Ecco, sfatiamo un equivoco che fino a ieri ha un po' tenuto banco. Ieri questo argomento è stato toccato all'interno del Consiglio federale della Lega ed è diventato a tutti gli effetti la linea del movimento. Sì, l'ho sollevata io la questione perché avevo letto le critiche che aveva fatto Matteo Salvini, che evidentemente aveva risposto alle domande dei giornalisti, ma sappiamo quanto maliziose siano certe volte le domande dei giornalisti, no? E i giornalisti hanno alcuni giornalisti, non tutti per la verità, hanno un obiettivo, quello di mettere gli uni contro gli altri e non vedono l'ora di far litigare Roberto Maroni con Matteo Salvini. E non c'è nulla di più impossibile di questo, no? Naturalmente. Quindi ieri ci siamo chiariti, ho spiegato la mia posizione, ho spiegato cos'è il Fondo Sociale Europeo, le iniziative che abbiamo in corso, eccetera, 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 e devo dire che è stato un momento utile di chiarimento e alla fine questa è esattamente la linea della Lega. Oggi ho fatto una riunione con tutti i capigruppo di maggioranza della mia coalizione e questa è la posizione anche ovviamente di tutta la maggioranza della Regione Lombardia. Capisco queste cose che sono uscite, anche queste voci un po' che sembravano un po' dissonanti o di critica nei miei confronti, perché io ho lanciato questa idea, questa proposta e non ho preventivamente fatto la riunione di maggioranza per spiegare a tutti, l'ho fatto perché era il momento giusto di farlo quel giorno, presentando il Fondo Sociale Europeo e poi alla fine ci siamo chiariti, quindi va bene così. Ecco, questo era però un chiarimento necessario. Abbiamo pochi minuti, quindi non riusciamo a prendere telefonate in diretta. Abbiamo però un SMS che è subito arrivato ed è quello che scegliamo di Gian da Brescia, che teme però che un provvedimento di questo tipo possa essere invalidato dalla CGIL, scrive lui, che ricorre al TAR e quindi poi deve essere ampliato anche ai non cittadini italiani. È un rischio che state tenendo conto preparando il provvedimento? Ma sì, il Fondo Sociale Europeo dice chiaramente che si rivolge ai cittadini europei, non solo a quelli italiani, ma non a chi cittadino non è, ok? In ogni caso io i soldi li voglio dare ai miei cittadini, prima che agli extracomunitari, per cui io mi rivolgo ai cittadini. Chi risiede in Lombardia ed è cittadino italiano che risiede in Lombardia da almeno 5 anni, perché voglio evitare che ci sia la rincorsa dalle altre regioni e prendere la residenza in Lombardia per godere di questi benefici, ok? Io metto sempre prima i nostri cittadini, perché è giusto, i nostri anziani, chi ha lavorato e chi vive in Lombardia. Poi se ci sarà risorse, se ci sarà altri soldi, ci occuperemo di tutti, no? Ma prima questi, non c'è dubbio. Uno vuol fare ricorso al TAR perché dice di estenderlo anche agli extracomunitari e faremo valere la Costituzione italiana che parla di cittadini, faremo valere la Costituzione italiana che parla di famiglia al singolare come società naturale fondata sul matrimonio, articolo 29 della Costituzione, eccetera, eccetera. Ci difenderemo perché è una cosa giusta
e le cose giuste io le difendo. Ecco, l'ultima domanda è una provocazione che hai lanciato mentre stavi inaugurando un nuovo lotto di strada in cui la Lombardia sta conoscendo tante inaugurazioni in questo periodo, e hai detto: la Salerno-Reggio Calabria affidatela a noi che riusciamo a finirla. Ce la inquadri questa Era provocazione? una battuta. Naturalmente prima facciamo la pedemontana, facciamo le nostre strade, facciamo i nostri treni, facciamo una cosa che mi sta molto a cuore: riprendere e riattivare la navigazione sul fiume Po. Noi abbiamo una grande arteria che è il fiume Po, che ne è poco sfruttata, che servirebbe per ridurre l'inquinamento, per ridurre il traffico sulle strade, almeno io dico anche fino a Milano. Ci sono le condizioni, voglio investire molto su questo. Poi, essendo presente all'inaugurazione della TEM il ministro Del Rio, gli ho detto: caro ministro, prendi esempio dalla Lombardia. La TEM è un'opera di 32 chilometri fatta nei tempi previsti, spendendo i soldi previsti e con il consenso di tutti i sindaci della zona, tutti i sindaci coinvolti, perché abbiamo fatto le opere di compensazione che loro hanno chiesto. Questo è il modello di eccellenza della Lombardia anche sulle infrastrutture. E allora, come battuta finale, ho detto: caro ministro, se vuoi sistemare finalmente, chiudere la telenovela della Salerno-Reggio Calabria, affida alla Regione Lombardia. Ma non è che ci tengo particolarmente a farla, sia chiaro. Sì, era una provocazione per far vedere due modi di lavorare. È già firmato il referendum per la legge Merlin? Assolutamente sì. Ecco, quindi anche questo un nodo da fare, per chiunque non l'abbia ancora fatto. I comuni sono aperti e hanno depositate la richiesta di referendum. Roberto Maroni, grazie mille. Volevo solo dire l'ultima cosa. Vai. Ieri in Consiglio federale ho fatto presente a Matteo Salvini, che lamentava giustamente il fatto di essere oggetto di questi continui attacchi da questi delinquenti, perché di questo si tratta, che esiste una legge che chiede ai magistrati, alla magistratura, alle forze dell'ordine di prevenire, di bloccare chi disturba i comizi elettorali. Cioè non è solo una manifestazione di piazza dove uno può venire a contestare civilmente. C'è una legge che dice che ai comizi elettorali non si può neanche protestare civilmente, figurarsi incivilmente. E quindi ho sollecitato i nostri a far pressione sul Ministero dell'Interno e sulla magistratura perché rispettino una legge e applichino una legge dello Stato che impedisce, che consente ai prefetti e ai questori di impedire le manifestazioni quando c'è un comizio elettorale, che disturbino i comizi elettorali. È una legge dello Stato che va fatta applicare. Sarebbe anche l'ora di applicarle qualche legge dello Stato, la Costituzione e le tante leggi che tocchiamo, di cui parliamo, ma che poi spesso diventano evanescenti nella realtà. Grazie mille Roberto Maroni. Grazie a voi, ciao, buona serata. Presto. Non gli ho chiesto del cricket. Mannaggia, ci siamo lasciati scappare un censimento dei campi da cricket in Lombardia. Oh, Mario, come fai il cognome Mario? Benassi. Mario Benassi. Menassi, anche il cognome sbaglio. Mario Menassi. Ricordiamo il presidio di Palazzolo. Il nostro appuntamento, che è sabato questo dalle ore 8:30 alle 19, alle ore 16 ci sarà l'intervento di nostri parlamentari, quali ad esempio Grimoldi, ci sarà Borghesi, ci sarà Volpi, ci sarà Invernizzi ed altri. Guarda che se ne dimentichi uno poi si offendono, io te lo dico. Mario, guarda che sei sicuro sono tutti? Sicuro, ci saranno altri ospiti del nostro movimento a sorpresa. A sorpresa. Sì, perché le sorprese non mancano mai. E Stefano, vuoi dire qualcosa al nostro sindaco Zanni, sindaco di Palazzolo, che ci ascolta sicuramente, un messaggio d'affetto? No, visto che nella campagna elettorale ha detto che era il sindaco di tutti, la sta prendendo davvero in parola. Io di tutti i palazzolesi ricorderei al sindaco. Lui non ha Zanni. Specificato. No, infatti non lo possiamo colpevolizzare. È il sindaco dell'umanità. Esatto, sì, esatto. Valentina, tu vuoi dire qualcosa anche tu, di salutare? Vuoi vi aspettiamo il 23 e siate numerosi. Mi raccomando,
Adesso c'è un momento di altissima specializzazione radiofonica che insomma mi compete, ed è dire il palinsesto che viene dopo. Allora, per tutti quelli che vogliono ancora ascoltarsi un po' di Radio Padania, ma soprattutto partecipare, tra pochi minuti inizia Dite la vostra con Neo Sigel, linee aperte allo 0266 20 35 29. Dopodiché arriva Pierluigi Pellegrini, il punto politico, o meglio il punto e basta, dalle 19 alle 21, e poi questa noce alle 21 La Foca e il Principe e puntini puntini la passerina, questo è il titolo della trasmissione. Sì, sì, è la passerina, è una trasmissione che tratta di ornitologia, anche di questo facciamo a Radio Padania. Interessante. Ringrazio gli amici di Palazzolo, Roberto Colombo alla parte tecnica, Marco da Brescia da ascoltatore a presenza viva, fisica in mezzo a noi, Cesare che è il presenza invece silente quest'oggi con la sua maglietta Ara che so stufo, che in bresciano vuol dire basta cricket, e l'altro Cesare Bossetti che insomma è qui e veglia su di noi e in qualche modo permette a tutto questo di dipanarsi giorno dopo giorno. Dal Marco Pinti è tutto, ci sentiamo domani alle ore 16:30, buona serata a tutti. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.